malato sparra. Passa i consigli se perdi Salve, oggi prepareremo un dessert. Si tratta delle frittelline di ricotta, semplicissime, che le abbineremo con un miele tiepido di timo. Gli ingredienti sono i seguenti: della ricotta, giustamente fredda, dello zucchero e un filo di farina. Procediamo alla realizzazione. Mettiamo la ricotta, aggiungiamo dello zucchero semolato e andiamo a schiacciare il tutto con la forchetta, così da far sì che lo zucchero si sciolga ben bene. povero cittadino, povero paesano, e mafia. Una volta pronte aggiungiamo un filo di farina 00, così da far asciugare ancora di più, e la facciamo assorbire dall'impasto. L'auto punta e spara, uno minaccia l'inferno, l'auto la lo para, e mafia. Il nostro impasto è pronto e ora lo metteremo dentro una sacca da pasticceria. Andiamo a realizzare le nostre frittelle, quindi facciamo riscaldare dell'olio di semi a una temperatura da 160-170 gradi. Una volta che l'olio ha raggiunto la temperatura, andiamo a formare le nostre frittelline e ci aiuteremo praticamente in questo caso con le mani, perché formeremo delle piccole ciambelline che tufferemo in olio. Le lasciamo cuocere per un 4 minuti. Le nostre frittelle sono pronte. E le scoliamo e le mettiamo su della carta assorbente. Andiamo a completare il nostro piatto, quindi prendiamo le nostre frittelle, le adagiamo sul piatto e aggiungiamo una colata di miele di timo. La mafia e le parrini, eterno Sanci Suca, povero cittadino, Spolverata di zucchero a velo, paesano, e mafia e parrini, e il piatto è pronto. e mafia e parrini. Buon appetito!